Una delle questioni fondamentali nella sessualità è certamente stabilire se la sessualità sia fonte di benessere o sia risultato del benessere. Non è indifferente porsi il problema perché quando si parla di perdita, ed è il tema che stiamo affrontando in questo convegno, e in particolare quando si parla di morte, la prima dimensione che viene messa in questione è proprio quella del benessere, messo in questione in quanto sicuramente già la perdita produce dolore, ma quando si parla di morte si parla di un dolore che è non reversibile in termini di causa, cioè vale a dire alla morte non c'è rimedio. Quando si deve morire o quando si ha a che fare con la perdita definitiva di una persona cara, magari rispetto alla quale non si sono risolte tutte le questioni con cui diciamo, si è impostata una vita, ebbene questo tipo di perdita è radicalmente diversa da tutte le altre perdite. Allora, porsi il problema del benessere inteso come risultato rispetto alla sessualità, quindi la sessualità è causa di benessere, oppure è la sessualità esito di una condizione di benessere, significa stabilire se il rapporto tra sessualità e perdita definitiva che produce un dolore inevitabile, qual è la perdita della morte, possa essere un aiuto oppure debba essere necessariamente qualcosa che viene perso proprio perché il dolore è profondo e radicale, sia perché lo devo vivere perché perdo qualcuno e magari proprio la persona con cui condivido una vita sessuale, oppure sia perché prevedo, è un lutto anticipatorio, che io debba morire. Bene, in questo campo ci sono poche ricerche. De Ford è diciamo così uno dei volumi più interessanti che hanno affrontato in maniera diretta il problema, non è neanche tanto lontano nel tempo, 2013, raccoglie diversi contributi. All'interno di questi contributi ci sono in particolare contributi religiosi da varie prospettive, vari punti di vista, perché proprio a partire dalla religione viene dato come per punto di riferimento diciamo l'escludersi reciproco da parte della sessualità e da parte della morte. Se c'è morte non c'è sessualità, se c'è sessualità non c'è morte, perlomeno quando si parli di una sessualità gestita da un punto di vista morale e religioso. Questi contributi dunque all'interno del volume sono interessanti perché si affronta la questione proprio a partire dalla normazione religiosa, ma vengono introdotti anche altri temi, come per esempio l'ambito all'interno del quale di più se ne discute, l'ambito LGBT, perché proprio perché all'interno delle tematiche della sessualità questo è il territorio che sta portando innovazione sociale rispetto alla moralità sessuale, accade che non esistano script rispetto alla discussione del quale sia il rapporto tra benessere, sessualità e morte come perdita irreversibile nella relazione o rispetto a se stessi. Ebbene, all'interno delle comunità LGBT la questione della perdita è presa molto sul serio già per quanto riguarda la perdita del partner come relazione, e a maggior ragione viene discusso in maniera sistematica e profonda che cosa voglia dire aver impostato una relazione magari anche come convivenza di tipo matrimoniale e dover poi fare i conti con la perdita come morte. Quindi questo volume, diciamo, è molto ricco, estremamente interessante. Un'altra questione ancora che viene affrontata è questa. Abbiamo parlato di LGBT, ma anche la differenza di genere insegna che esistono due modi diversi di articolare morte come perdita definitiva e sessualità,
perché se per la donna nel lutto sponsale e a seconda dell'età può accadere, abbiamo parlato appunto di menopausa perché è da quel momento in poi che diventa più probabile la perdita, ebbene se per la donna, proprio perché in quel periodo aumentano i lutti e dunque aumenta la vedovanza, dopo la menopausa il desiderio declina naturalmente, invece nel volume è estremamente interessante vedere come per l'uomo possa accadere l'inverso, per cui la vedovanza dalla messa a disposizione del Viagra in poi può produrre un esito interessante di risveglio, di libertà, che magari prima con la relazione matrimoniale era meno diciamo, possibile, meno gestibile. Quindi la questione morte, moralità, religiosità e sessualità sono fortemente interconnesse ma poco studiate. Allora sto lavorando per vedere, ecco, la mia prima formazione è sicuramente quella tanatologica, psicologia del lutto, della perdita, del morire, ma anche culture della morte, e la questione della sessualità la affronto proprio perché coloro che chiedono aiuto, come si diceva prima, non hanno neanche il coraggio di entrare nel merito nel momento in cui devono fare i conti con la morte, ma il desiderio sessuale è ammissibile quando dopo una prognosi infausta per me e per l'altro, oppure anche solo dopo una diagnosi infausta e si affaccia l'ombra della morte, quante volte, in questo caso la psico-oncologia ci è di aiuto, quante volte il fantasma che abita la coppia è ma farà male il rapporto sessuale e peggiorerà diciamo così lo stato di salute della persona ammalata, oppure all'inverso potrebbe essere invece qualcosa che nega il dover fare i conti con la morte e dunque che in qualche misura funziona da pratica esorcistica rispetto a dover fare l'esame di realtà. Esistono dunque delle polarità rispetto agli atteggiamenti che riguardano il rapporto sessualità e morte, e sono delle ambivalenze che all'interno del modello biopsicosociale che sta alla base del modello del benessere che appunto è stato promosso dall'OMS e che vede l'integrazione di saperi diversi e in particolare tra medici e psicologi, all'interno di questo modello accade che esistano necessariamente reazioni diverse rispetto alla condizione del lutto, e lo vedremo dopo perché esistono fasi differenziate e dicevamo già prima che la differenza di genere può produrre, ne parlavamo a proposito della vedovanza, reazioni inverse, in particolare per esempio ancora nell'uomo, laddove una delle reazioni, diceva Kubler-Ross, la prima ad una comunicazione di diagnosi e prognosi infausta, magari mal gestita, uno degli esiti, e il primo è la rabbia, e se è inibitoria la rabbia per la donna, invece per l'uomo sappiamo che potrebbe essere inverso rispetto alla sessualità. E l'altra dimensione, quindi abbiamo delle ambivalenze biologiche, abbiamo detto nel modello biopsicosociale che interviene all'interno del tema del benessere e della dimensione biopsicosociale, quindi il corpo reagisce con l'emozione in modo diverso tra uomo e donna, e questa reazione non è ancora stata ampiamente presa in considerazione rispetto alle reazioni al lutto anticipatorio e al lutto completo, e quanto queste reazioni possono in qualche misura cronicizzare, incistarsi e produrre quell'esito che viene considerato lutto complicato o lutto prolungato,
che produce poi esiti depressivi che, come sappiamo, sono antitetici alla gestione della libido e del piacere sessuale. Gli altri aspetti sono invece puramente relazionali, laddove la morte implica sempre necessariamente delle distanze inoltrepassabili rispetto alla sessualità, e sono appunto la lontananza rispetto alla vicinanza richiesta dal rapporto sessuale, la presenza e l'assenza. Ma dobbiamo ricordare che il lutto implica una presenza, vicinanza pervasiva, laddove non sia vissuto, elaborato in maniera sistematica, come accade con i continuing bonds, per cui la persona è lontana, addirittura altrove, o assente, ma io la vivo come costantemente presente e non viene studiato. Sono tutte cose che sto appunto indagando nel campo dell'elaborazione del lutto. Questa presenza pervasiva può diventare un ostacolo rispetto alla possibilità dell'incontro con l'altro autentico in presenza, e dunque rispetto alla liberazione della possibilità di nuovi rapporti e nuovi rapporti sessuali. Oppure dobbiamo capire che tipo di sessualità esiste, e questo lo dobbiamo studiare seriamente, tra continuing bonds, quindi con una relazione con un defunto che permane, magari la persona amata, che permane in quanto fantasma, ma che ha funzione compensatoria, perché i continuing bonds non sono necessariamente sempre soltanto negativi, patologici o sintomo di lutto complicato, ma anzi possono avere una funzione, queste sono le ricerche più recenti, compensatorie rispetto alla possibilità di una reintegrazione psicologica della persona rispetto alla perdita della figura di riferimento. Prima abbiamo parlato di religioni, che sono proprio quel linguaggio originario che disciplina una relazione o morte o sessualità, e quando vengono messe in una relazione troppo vicina vuol dire che si parla di parafilia, vuol dire che qualcosa non sta funzionando come morale vuole. E il termine parafilia ovviamente rimanda alla traduzione della morale religiosa in una nuova morale che è stata inaugurata con il linguaggio psicoanalitico nel Novecento da Freud, del quale più o meno inconsapevolmente, anzi no, diciamo in termini progettuali, ha inteso tradurre tutto l'apparato dei saperi normativi sociali orientati dalla religione in apparati di sapere psicologico che può essere declinato secondo un linguaggio che è appunto quello clinico. Ebbene, questo impegno lo descriveva molto chiaramente Foucault, con nascita della clinica, e ovviamente tutta la scuola francese quando ridiscute il grande, secondo me anche ineguagliabile contributo freudiano. Ebbene sì, questa traduzione dell'irriducibilità tra sessualità e morte viene interpretata da Freud, e l'abbiamo ereditato in tutto il Novecento come l'opposizione tra Eros e Thanatos, quindi tra pulsioni libidiche e Thanatos, ma anche tra Eros e odio, quindi aggressività, in quella dialettica che ha a che fare con la fusione, quindi l'impasto o il disimpasto di questa polarità, all'interno della quale si declina la possibilità di benessere sessuale, laddove però, attenzione, dobbiamo ricordare che per Freud, laddove c'è Thanatos, non c'è Eros, quindi viene mantenuta questa logica. Dunque la cultura che ci viene tramandata nel Novecento è che
di fronte a un lutto, di fronte ad una sofferenza così profonda, il linguaggio implicito, inconscio che ereditiamo e dalla religione e dai saperi che socializzano, come diceva Serge Moscovici, i saperi scientifici, in particolare quelli psicologici e psicoanalitici, viene assunto implicitamente come teoria convalidata che all'interno di questa polarità per stare bene si deve stare nel mezzo, cioè distanti da qualsiasi annuncio di perdita. Allora, da questo punto di vista, rispetto alla domanda che ci facevamo prima all'inizio, prima di iniziare, la sessualità è sintomo di benessere o la sessualità produce benessere? Vale la prima, cioè vale a dire se stai bene puoi fare l'amore, se stai male no. L'ipotesi è che invece nella vita, come dicevate prima, potrebbe essere vero che fare l'amore aiuta volendo. In qualche misura, appunto, perlomeno la fenomenologia che abbiamo indicato poco fa, potrebbe aiutare a stare meglio. Quindi essere in sé una cura della vita e non necessariamente un'area da curare, come si diceva, avere il coraggio di fare delle operazioni magari che aiutino a significarla con maggiore chiarezza. Siamo ancora nell'ambito dell'indicazione freudiana, laddove Freud introduce un grande concetto che è il lavoro del lutto. Bene, noi che lavoriamo intorno al tema della morte e del morire sappiamo che all'interno del tema del lavoro del lutto può esserci lo spazio per una sessualità che produce benessere, quindi che non sia solo sintomo di benessere. E vediamo in che termini. Allora, innanzitutto io vi chiedo se mi potete dire quanto tempo ho ancora? 5 minuti? Ok. Allora, all'interno di questi studi mi preme sottolineare che la Terror Management Theory dimostra che esistono delle istanze per promuovere il benessere e dunque una certa gestione della sessualità. Queste istanze sono funzionali al nascondimento della morte, perché assumendo questa polarità o morte o eros, per una vita di benessere all'interno della quale possa presentarsi la giocosità di una sessualità divertente, è necessario dimenticare il morire, ma questo comporta delle reazioni, dicono questi teorici estremamente, no teorici scusate, ricercatori empirici estremamente competenti sul campo, questa cosa comporta degli esiti interessanti, perché l'oppressione quindi il nascondimento della cosiddetta mortality salience e death related thoughts produce inevitabilmente degli effetti latenti non riconosciuti che possono agire come paura, come angoscia, come inibitori rispetto alla sessualità, oppure possono produrre anche degli esiti compulsivi. Già questo lo riconosceva Freud, ma questo viene ulteriormente ribadito dai teorici e ricercatori della Terror Management Theory, che sono studiosi che indagano quali sono le difese che inconsapevolmente mettiamo in azione, mettiamo in essere per nasconderci l'evidenza della morte al fine di stare bene, quindi per promuovere il benessere. Quindi il benessere è di per sé ambivalente, quindi all'interno di quell'ambivalenza iniziale che vi indicavo ce n'è una ulteriore. Il benessere al proprio interno implica che si nasconda la morte per abbassare i livelli di angoscia, ma questo abbassamento dei livelli di angoscia per processi primari e secondari distali o prossimali di elusione della consapevolezza del morire inevitabilmente si ripercuotono poi sul desiderio sessuale, sulla possibilità di stare bene.
Bene, questo a grandi linee l'ho dovuto riassumere. Ciò che comunque interviene rispetto alla sessualità, laddove si abbia a che fare con delle perdite, dunque lutti previsti o lutti completati, sono tre appunto i fattori che intervengono. La relatività, vale a dire ognuno vive e la propria sessualità e la propria perdita in funzione di come viene socialmente indicato. Quindi è importante, se ripensiamo al nesso inibizione rispetto alla consapevolezza dei limiti per stare bene e altresì che cosa diamo per scontato rispetto al rapporto morte e benessere e che condividiamo a livello sociale, è inevitabile rendersi conto che dobbiamo in qualche misura circuitare a livello sociale, ma anche di supporto laddove ci venga chiesto aiuto, la capacità di collocarsi rispetto al mondo, posizionandosi, quindi situandosi rispetto al proprio desiderio. Un'altra dimensione è l'accumulazione. È estremamente importante sapere che tra perdite e lutto si dà più o meno una continuità. Quanto più siamo capaci di esercitarci alla resilienza rispetto alle perdite, sapendole riconoscere e sapendole gestire con una forma di coping volto alla risoluzione, tanto più arriviamo allenati ai momenti cruciali della morte che la vita inevitabilmente impone a tutti. Quanto più questo non è avvenuto, tanto più si produce l'accumulazione, e questa accumulazione produce come esito inevitabilmente un vissuto depressivo che inibisce la capacità di vivere come piacere o ambito all'interno del quale ritrovare motivazioni di desiderio rispetto alla sessualità. Altra dimensione che interviene è l'identità e l'autostima. Ogni perdita, dobbiamo ricordare, intacca fortemente l'identità e l'autostima, e sappiamo che la sessualità non sfugge a questa terza dimensione. Non posso fermarmi ulteriormente, ricordo che sono diverse le reazioni al lutto sponsale rispetto alla sessualità. Diversa è la reazione tra eterosessuali ed LGBT, perché gli LGBT sono più mossi da innovazione sociale rispetto a questo problema, ma altresì abbiamo già visto la reazione differente anche tra uomini e donne. Il lutto genitoriale è uno dei lutti più atroci, sia per il Natale che in giovane età produce spesso la rottura della coppia, dei genitori, e quando si congeli il lutto perché non risolto, capita spesso perché non c'è un supporto adeguato, la prima sfera che ne risente è quella sessuale. Per quanto riguarda il lutto filiale, bisogna tenere in considerazione, oltre che l'età, il tipo di relazione e i livelli di identificazione con la figura genitoriale persa. Questa è l'ultima battuta che volevo arrivare a fare per rispondere alla prima domanda. Esistono diversi modelli di presentazione del lutto. Il più interessante è quello che si basa, scusate, sono decisamente incapace di usare, allora, resilienza, è quello che fa perno sul concetto di resilienza di Fromm a Walsh, il quale concetto di resilienza presuppone la dialettica sessualità come risultato, ma anche sessualità come promotore di benessere, e il concetto di grief work che abbiamo visto, quindi il lavoro del lutto come dual process model,
introdotto da Ströber e Schutt come coping orientato alla risoluzione. Sì, 30 secondi, ho quasi finito. Ecco, volevo ricordare che tra i modelli che presentano il lutto, ed è qui che sto lavorando per vedere quali siano i modelli all'interno dei quali si può impostare un'analisi tripartita, come abbiamo visto, per i diversi fattori in causa. L'unico che presenta la rabbia è quello di Elisabeth Ross. Dopodiché abbiamo il Two Approaches Model di Therese Lando, che dice: attenzione, perché ogni lutto non è mai solo rapporto con la morte, ma anche con il suo superamento, e l'oscillazione tra dolore atroce e volontà di uscirne può implicare appunto l'utilizzare anche la dimensione del desiderio e della sessualità come area di restoration, quindi di recupero e di guarigione. Grazie. C'erano due o tre cose da indicare, ma mi fermo qua. Grazie.